Nasce il nuovo programma di sviluppo rurale del Veneto e per i prossimi 6 anni in Veneto affluirà 1 miliardo di euro. La Regione assieme alle aziende potranno utilizzare questo enorme contributo a favore di tutto il settore agroalimentare, agricolo e zootecnico per rilanciare con progetti concreti un comparto economico fondamentale per il Veneto. Ci sarà un 2014-2020 legato più allo sviluppo delle imprese agricole e saranno loro stesse poi che attraverso i loro investimenti terranno anche di cura tutto il sistema ambientale. Agricoltura e comparto zootecnico, lattiero-caseario e dell'agroalimentare che deve essere ripensato da Regione e aziende. Sarà un rapporto diretto regione-aziende, quindi una competitività che si chiede al sistema regionale ma legato ovviamente alle risorse destinate direttamente alle aziende agricole. Fare sistema, fare sintesi, abbattere i campanilismi. Il Veneto è sempre stato a vocazione agricola ed ora è il momento del rilancio. Noi senz'altro siamo un primo esempio come sull'agricoltura si debba e si possa fare sistema, nel senso che noi per esempio qua come Agrinsieme rappresentiamo la gran parte del mondo agricolo e abbiamo messo insieme tutto il nostro modo di vedere il mondo agricolo, da parte di Confagricoltura, da parte della CIA, da parte dell'Alleanza delle Cooperative. Insomma, noi abbiamo voluto mettere a sintesi tutti quelli che sono i nostri valori comuni.